sbalorditi. È anche in un certo senso un tirarsi da parte, una sorta di snobismo per non voler vedere. Io non capisco che volta che succede e che la casa vera non si crede, non si crede. È nata una creatura nera nera e la mamma chiama gira, sì signore chiama gira. Se vota gira, se gira e vota, se che tu chiama Cicciantone, che tu chiama Peppo gira, chi lo fa tenere nera, nera, nera come che. E qui naturalmente c'è il pettegolezzo da pianerottolo, l'affare si allarga. Entrano in scena le commari. O contano i commari, chi sa fare, sti fatti non so rari, se ne contano a migliaia. E vado basta solo una guardata, che la femmina è restata sotto a botta impressionata. Se una guardata, se un'impressione, se va a trovare una moglie è stata che ha cogliuto buono dire chi lo fa tenere nera, nera, nera come che. E qui interviene il poeta che fa entrare in scena il contadino, anzi la saggezza del contadino. Il contadino come si sa, che c'entra questo? Come si sa, ha scarpe grosse e il cervello fino, come si suol dire, no? È una sorta di Messier de la Palisse antesignano, razionalizza tutto, ha la dote di razionalizzare. O parolano, colui che viene dalla palude. Ha detto parolano, e beh, parlam, perché si ragionam, chi sto fatto ci spiegam. A do pasta no grano cresce, riesce o non riesce, sempre grano è che la cresce. Se dilla mamma, se dilla pure a me, conto fatto com'è stata, Cicciantone Peppo gira, chi lo ninna nera, 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 nera come che. Se n'ammasciata, se n'impressione, se va a trovare una moglie è stata, che ha cogliuto buono dire, chi lo fa tenere nera, nera, nera come che.